il capitano Francesca Darros. Francesca, una sconfitta che fa male oggi. Fa male sicuramente, spero serva perché perdere ci sta, però una sconfitta deve sempre insegnare qualcosa. Se una sconfitta non porta a una maturazione, è una sconfitta che fa male. Se invece una sconfitta porta a un miglioramento, a una consapevolezza, in questo caso ben venga. 3 punti per Sassuolo, Marcon, Padova e Castelvecchio, campionato apertissimo. Meglio, perché così si è sempre sul pezzo, si sa che stare in cima alla classifica non è facile, si hanno delle responsabilità, per esempio scendere in campo ogni domenica con la giusta consapevolezza di essere primo in classifica e che tutte le squadre ci metteranno l'anima per battere il Vittorio. Oggi il Perugia ha fatto la sua partita, merito veramente a loro e che dire, niente, ripartiamo pensando già a domenica prossima. Infatti domenica il Vittorio Veneto chiude il 2016 in trasferta ad Imola. Sì, altra partita difficile perché Imola non è un campo facile sicuramente. E in settimana si lavorerà sempre allo stesso modo, quindi dico alle mie compagne di non abbattersi, di non scoraggiarsi perché il campionato è ancora lungo e un passo falso ci sta e spero proprio di vedere la voglia di riscattarsi domenica prossima. Allora, mister, Greta Ponte aveva detto in settimana compatte e motivate, cosa è mancato oltre a questo oggi? Ma secondo me abbiamo regalato proprio il termine giusto, la gara al Perugia nel primo tempo. Primo tempo non c'è stato l'approccio che abbiamo predicato tutta la settimana, forse qualcuna si sente già arrivata e quindi questo sicuramente non deve più accadere. E una serie di circostanze poi non fortunate, mi riferisco un po' al secondo tempo, quelle situazioni nelle quali insomma, il direttore di gara ha comunque decretato in quel momento a suo parere giusto, insomma ci hanno un po' penalizzato. Non troviamo scuse sicuramente. Quello che noi dobbiamo fare adesso è ripartire, guardarci dentro dove abbiamo veramente sbagliato e ripartire veramente con più voglia di prima. Ci avevi sempre manifestato la tua voglia di vincerle tutte, oggi purtroppo non è andata così. Per quanto riguarda il campo invece c'è stata sempre una doppia, se non tripla, marcatura sulle pedine cardine del nostro gioco. Sì, io ribadisco, se noi vogliamo essere lì davanti dobbiamo veramente ragionare in maniera diversa, dobbiamo cercare di ogni partita viverla nella maniera migliore. Oggi sicuramente non è andata così. Poi io ho visto un Perugia veramente che ha giocato col coltello tra i denti, ci ha messo in difficoltà anche da un punto di vista di aggressività, quindi siamo andati in difficoltà, abbiamo perso un po' di serenità nelle giocate, qualcuna secondo me non era, come dicevo prima, al top, ma non fisicamente, e quindi queste sono le conseguenze che si pagano quando non tutte tirano dalla stessa parte. Inconsciamente magari, però questo è il risultato. Ultima sfida del 2016 a Imola per finire bene l'anno e riscattare proprio la giornata di oggi. Sì, noi dovremo guardare partita dopo partita, avremo l'Imola, poi saremo fermi, poi avremo comunque le altre gare. Il nostro obiettivo è vincerle tutte, ripeto, non sono un presuntuoso, cerco di essere realista. Se noi siamo bravi a capire dove abbiamo sbagliato, già dalla prossima gara, secondo me, sarà un'altra storia. Poi il campionato, ripeto, è ancora lungo e quindi i risultati sono molto aperti ancora. Siamo con Giulia Ferrucci. Giulia, fare del nostro meglio, gruppo giovane, avevi proprio detto questo in settimana. Oggi avete dimostrato sicuramente qualcosa. Sì, era una partita molto sentita, perché soprattutto venivamo da alcune sconfitte difficili fuori casa, quindi eravamo molto agitate per questo. Abbiamo fatto del nostro meglio, ci siamo riuscite, abbiamo dimostrato di essere una squadra unita, che sa lottare e che sa vincere, anche nelle difficoltà. Siete salite proprio qui a Vittorio Veneto e avete fatto punteggio pieno contro la prima. Ora vi aspetta il Gordice in casa e avete giocato anche giovedì.
Sì, sicuramente sentiamo un po' la stanchezza di queste partite così una dietro l'altra, però stringiamo i denti, è l'ultima prima della pausa, quindi continuiamo su questa linea, speriamo, ma io ne sono convinta, ci credo molto, quindi aspettiamo il gol già in casa e cerchiamo di fare il nostro meglio come abbiamo fatto oggi, tanto per noi ogni partita è a sé, dobbiamo pensarne una per volta e fare il nostro meglio come sempre. Domanda extra campionato, ti manca Gloria Marinelli? Allora, io e Gloria eravamo un po' unite, ma dentro il campo molto diverse, quindi molto spesso ci beccavamo, però insieme sapevamo giocare, giocavamo bene. Sì, un po' mi manca, sono sincera. Spero, le auguro il meglio. Anche perché gol ne sta facendo in A, quindi Sì, sì, ma lei è una gran giocatrice, spero che cresca, non tanto fisicamente, che è già una gran giocatrice per quello, ma molto mentalmente, quindi potrebbe proprio diventare grande e sono contenta per lei. grazie Giulia e in bocca al lupo. Grazie a voi, Crepi, grazie. Siamo con Valentina Belia, mister, complimenti innanzitutto per la vittoria qui a Vittorio Veneto. Oggi avete interrotto dopo oltre 40 risultati utili in Serie B proprio la capolista. Sì, effettivamente è stato un ottimo risultato. Sapevamo di incontrare una squadra molto forte che sicuramente si merita il primo posto. Per oggi noi sinceramente abbiamo fatto la nostra partita e l'abbiamo fatta in maniera perfetta, quindi alla fine il risultato è stato giusto secondo me. Un Perugia che ci ha creduto di più. Sì, forse sì, ma anche il fatto che comunque noi con le squadre più forti, perché sicuramente il Vittorio Veneto è più forte di noi, diamo sempre il massimo, quindi come è successo anche con il Sassuolo, lo stesso con il Vittorio Veneto, riusciamo a tirare fuori quel qualcosa in più che in altre partite purtroppo ancora non riusciamo a tirare fuori. Avete giocato giovedì il recupero contro la Virtus Padova, però oggi avendo aspettato non solo 3 giorni di pausa, le sue ragazze hanno resistito comunque. Sì, probabilmente penso più a livello mentale che a livello fisico, probabilmente questo sforzo lo sentiremo più in settimana piuttosto che oggi, visto che, ripeto, incontrare una squadra prima in classifica comunque mette quel qualcosa in più che anche se il fisico non ce la fa, la testa sicuramente gli dà una mano. Avete un paio di acciaccate, il risultato di questa partita combattuta come stanno? Una ragazza non tanto bene perché sono uscite tutte e due le spalle, quindi adesso ci sono i dottori che stanno cercando di dargli una mano, le altre più o meno sono acciaccate ma speriamo di recuperarle il prima possibile. Grazie mister, in bocca al lupo per il proseguo. Grazie a voi, in bocca al lupo anche a voi, grazie.